Dai. Fuori i secondi. A inizio la terza ed ultima ripresa. Ho chiesto a mia figlia che mi ho fregato di facciamola e quindi se dopo c'è. Gli butto avanti la testa, E facciamo un applauso a questi due ragazzi, questi giovanissimi ragazzi che hanno dato vita a un bellissimo match. Tahiri Hebjon e Fedeli Marco. Attendiamo il verdetto dei giudici. Bravi ragazzi!
Signore e signori, il verdetto ai punti vince angolo rosso Tahiri Hebjon. Bravi ragazzi, un applauso ad entrambi i ragazzi. Allora signori, un attimo di attenzione. Andò. Chiama. Anni fa, da un giorno all'altro, 80, 90, 30 anni fa, 31, avevo 20 anni. L'ho visto passare prima col telefono in mano, non so se è andato. Adesso non l'abbiamo visto. Che è successo?
Signori, un attimo di attenzione, allora vi rubiamo 5 minuti per premiare e invitare sul quadrato degli ospiti speciali che hanno dato lustro allo sport di tutto il mondo. E sto parlando e sta montando sul quadrato l'atleta Fiona May. Un applauso, benvenuta. Ciao, ciao Fiona, ciao. Quindi ricordiamo tutti le grandi gesta di Fiona May, per noi è un orgoglio, facciamogli un applauso. Quindi grazie per la tua presenza, e chiamiamo anche il grande campione Francesco Damiani sul quadrato. Francesco, grandi gesta nel nostro meraviglioso mondo, un grande campione del mondo, Francesco Damiani. E naturalmente, ragazzi, non ci possiamo dimenticare un nostro lustro, un lustro del pugilato toscano italiano, ma soprattutto un lustro mondiale, perché ci sta rappresentando nel mondo con le sue gesta. Lui è di qui, del Mugello, e sto parlando dell'arbitro internazionale Carlo Franchi. Ricordo che ci sta rappresentando nel mondo e è l'orgoglio del gag toscano, il rappresentante degli arbitri della Toscana. Abbiamo il nostro assessore, poi ti facciamo dire due parole, Paolo Tagliaferri, che premierà Fiona May. Un applauso, ragazzi. Naturalmente passo la parola un attimo al nostro assessore. Sì, buonasera a tutti. Intanto mi fa piacere questa presenza numerosa per questa manifestazione. In mezzo a questi campioni, non solo d'altezza, mi sento molto piccolo, e quindi vi ringrazio della presenza, ringrazio la D-Box per l'evento. Usando un termine un po' pugilistico, diciamo, è stato un anno dove è stato necessario incassare, specialmente per la box e per le palestre, quindi ripartire con questo spirito è veramente un piacere per noi e un onore avere una manifestazione di questo livello. Grazie a tutti. Allora passiamo anche un attimo la parola a Fiona e poi al grande Francesco Damiani. Buonasera a tutti, bello per vedere tante persone, speriamo continui così per il mondo dello sport, perché abbiamo passato un momento molto difficile. Adesso vediamo che succede domani sera e poi le Olimpiadi a Tokyo, sarà molto difficile, le nostre sportive tutte azzurre che vanno lì. Però devo ringraziare le persone che sono dietro, gli allenatori, volontariati, tutti che vengono qui, anche le famiglie, perché grazie a loro non potevamo andare avanti, e voglio ringraziare tutti loro anche. Buonasera. Grazie Fiona, grazie delle tue parole. Passiamo la parola a Francesco Damiani. Ciao, buonasera a tutti, sono contento di essere qui, vedo che sta ripartendo tutto con grande entusiasmo, mi fa molto piacere vedere questi ragazzi che si confrontano. Un grosso in bocca al lupo a Fiona, a tutti quanti, e che il pugilato riparta veramente con una marcia bassa, cioè la prima. Ciao, complimenti a tutti. Ringraziamo i nostri ospiti e continuiamo con la manifestazione. Grazie a tutti, grazie Carlo. Andiamo al terzo match della serata, agli ordini della signora Forastieri da Pisa, per il terzo match della serata per la pugilistica pratese. Pagnini Diego
contro all'angolo blu per l'Accademia Pugilistica 1923 Manzo Simone. Ricordo che gli atleti sono atleti youth e combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Sì, no, ma mandato la federazione di Liverpool che serve. Ciao, ciao, è stato un piacere, ciao. Ha inizio la prima ripresa. C'è il bianco, lo vestito che è blu, quello il rosso, lo vestito che è rosso nero, che c'ha il vestito. Dai alla strada! Che cazzo, dai no! Non aspettate parte! Buone, sinistra, calcio destro, dai! Non lo fa partire! Dai Simone!
secondi. A inizio la seconda ripresa. Bravo, bravo, ecco, vedi che ce l'hai lì, bravo! Dai, Donato, Donato. Fuori i secondi. A inizio la terza ed ultima ripresa.
Simo, bene o no? Ancora, vai! Ancora, lavora! Che devo fare? Vai. Colpi, Simone! Colpi, colpi, colpi! Sotto e sopra, sotto e sopra! Andiamo, Un Simone! lavoro manca pure altro, assolutamente. Andiamo! Benino, però fai la faccia seria. Luca Stefani, Simone, dai! Dai, forza! Dai Simone, Luca ste braccia, vai! Aspettare una battuta secca, Simone, continui, dai, quanti secondi, no, andiamo, colpi, dai, metti sta destra Simone, andiamo, calcio destra, sì, subito, andiamo, dai Simone, ancora, vai, andiamo, ancora, E finisce anche questo bellissimo match tra Pagnini e Manzo. Attendiamo il verdetto dei giudici. Addetto al ring, cortesemente se può asciugare gli angoli, acqua agli angoli, l'addetto al ring per favore, grazie. Signore e signori, il verdetto: ai punti vince angolo rosso Pagnini Diego. Facciamo un applauso a questi ragazzi, bravi ragazzi.
E siamo giunti al quarto incontro della serata. Per la categoria Junior, chilogrammi 63 kg, all'angolo rosso per la pugilistica massese Etna Francesco, contro per l'Accademia Pugilistica 1923 Bernardini Geremia. Il match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. L'incontro è arbitrato dalla signora Ponsiglione da Livorno. Dai che... Dai Fra. Ha inizio la prima ripresa. Fatto, l'ha regolarizzato. Grazie. Guarda che io ho fatto il fatto. Dai Fra, vai. Errore ragazzi, ancora 30 secondi. Bravo, chiudi! Fuori i secondi. Dai Fra. Ha inizio la seconda ripresa.
Dai Checco, vai. Dai! Dai Checco. Dai, fra, io no. Muovi le gambe, muovi. Vai, fra, chiudi! Chiudi! Come l'abbia fatta la telecamera. Fuori i secondi. Dai Fra! Dai! Ha inizio la terza ed ultima ripresa. Vai Franci! Vai Fra, vai Fra! Bravo! Prego. No. Vai Fra! Bravo! Così! Dio buono! Dai! Dai Fra! Vai Franci, vai! Ah Robby, tu sei dentro. Bravi! E finisce il match Bravi! tra Etna Francesco e Bernardini Geremia. Aspettiamo il verdetto dei giudici.
Signore e signori, il verdetto ai punti vince all'angolo rosso Etna Francesco. Facciamo un applauso ad entrambi i ragazzi. Vieni qua, maestro, ti vuole dire una cosa. Quando te lo passo, solo sentire c'hai. Andiamo al quinto match della serata per la categoria Junior, chilogrammi 60. All'angolo rosso per la sempre avanti di Memmo Luca, contro per la Kami Center Phantom Elia. Scendere, ragazzi, scendere, manca il signor arbitro. Agli ordini del signor Franchi da Barberino, di Memmo Luca della Sempravanti all'angolo rosso contro Phantom Elia della Kami Center all'angolo blu. Sono pugili della categoria Junior chilogrammi 60. Il match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Ha inizio la prima ripresa. Lavora sotto! Manda tu, vai tranquillo! Mette dietro subito, mette tutto diritto, suttalo! Bravo, bravo! Vai di nuovo! Vai di nuovo! Vai giù! Vai! Sandra! Bravo! Lo dietro rientro! Lo rientro! Ah, puta! Sono due forti! Bravo! Tranquillo, vai, va! Intanto deve essere dritto, subito! Adesso! Vai! Adesso, subito! Entra! Bravo! Su! Comanda tu! Bravo! Dritti, adesso, dritti! No, bravo! Rientra! Fatto dietro, rientra! Comanda il uomo! Bravo! Bravo! Sulla mano quando vai dietro! Tu!
dammi una mano. Usala per avanti, usala. Doppia dietro, doppia. Vai, vai. Lavora lì. Lavora, bravo. Finisci tu, go. Rientra. Una mano. Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Tu, bravo! Sì, sì! Bravo! Bravo! Vai Elia! Sì! Vai, ancora, ancora! Sopra, sulla mano. Bravo, rientra, rientra. Rientra, vamos. Vado rientra, rientra. Bravo. Vado rientra, vamos, vamos. Tutti via, vamos. Bravo. Vai Elia! Bravo, vai, avanti! Vuoi via veloce, Elia. Sì, sì, sì! Bravo, vai tu. Bravo, Tu, vai, tu, vai. bravo. Guarda dietro quando sta. Bravo, su. Tutti dietro, tutti dietro. C'è, bravo! Sinistro, bravo sinistro, forte. Ora la forte. Forte, forte. Sì, Elia, sì! Bravo! Rientra! Bravo. Forte dietro, Elia. C'è, c'è! C'è! Tu, subito, vai. Sì, ancora! Dai, dai che è Sinistro, stanco! Dai che è stanco, vai! Vai, vai che è stanco! Vai, continua! Tira lì, tira lì! Vai Elia! Voglio il gancio! Voglio il gancio! Spazio dietro, Elia! Spazio dietro! Bravo! Dietro! Stiamo dietro forte, Elia! E dietro! Bravo! Stop dietro! Bravo! Finito! Stop! Sono qui! Tu! Vai Elia! Tu! Bravo! Sì! Sì, così, vai, vai, vai! Dai, ancora, ancora! 10! 10, Elia! Tu! Ehi, dietro la... Vai tu! Finisci! Sì! Sì, ancora! Bravo! Bravo, Elia! Bravo! Bravo, Elia! Fuori i secondi. Vai, Elia, vai! A inizio la terza ed ultima ripresa. Vai, vai, tutto, Elia, tutto adesso! Sì! Vai, 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 che è chiuso! Dai che non tira, non tira, non tira! Bravo! Dai che è in difesa! È in difesa! Sì, sì, vai per sinistro! Sì! Sì, Elia, sì, Elia! Tu, ancora! Bravo! Sì, sì!
Vai, 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 sì, via, via, schiva. Sì, ancora, ancora. Vai, 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 vai. Sì. C'è, vai. Sì. Chiudilo lì. Chiudilo all'angolo. Tienilo. Vai, 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 via. Vai, vai, che è fermo, che è stanco. Vai tu. Sulle mani. Sì, è stanco, via. Vai, vai, vai. Vai, 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 Elia. Tira. Gancio. Tira, via, fermalo lì. Tirilo lì. Continua. Vai, non lasciarlo. Vai tu. Vai, Elia. Ancora. Bravo. Tu. 10 tutto. Vai tu, finisci tu. Vai tu, Elia. Vai. Sì. E finisce anche questo match. Un applauso ai due atleti, bravi ragazzi. Aspettiamo il verdetto dei giudici tra Di Memmo e Phantom Elia. Signore e signori, il verdetto vince ai punti all'angolo blu Phantom Elia. Un applauso ad entrambi gli atleti, ragazzi. Sto scaricando il telefono. Mi ammazzo. Davi? Sta caricando? È acceso? C'è la lucetta qua. Sembrano accese qua le lucette. Adesso sì. Ok. C'è la batteria scarica. Ok. La lascio. Non tengo io. Devi aver legato questo qua. Vabbè, hai visto? Il presidente cortesemente al tavolo della giuria, grazie. Il presidente Franco Pierazzoli al tavolo della giuria, grazie. Puoi provare a attaccare qui, metterlo dentro. Buona idea. Qua? Sì, attacchi lì. Se è troppo lungo magari piegalo a metà. I signori tecnici sono pregati di avvicinarsi al tavolo della giuria, grazie.
Presidente, i signori tecnici al tavolo della giuria. Presidente, cortesemente al tavolo della giuria. Presidente, cortesemente. Il programma è esposto ai spogliatoi, ragazzi. La lista è quella che avete. Signori e signori, andiamo avanti con il sesto match della serata. Signore e signori, il prossimo match della serata è il sesto per la categoria junior, categoria di peso 60 kg. All'angolo rosso per la uppercut Ruga Thomas contro per la Hupa Pittori all'angolo blu Fadameyon Brand Hamid. Ok. Vada. Il match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna e il match è arbitrato dalla signora Violetta di Arezzo. Lavora coi diretti Thomas, anche diretti Thomas, i diretti, portali! Porta i diretti Thomas, portali!
Attaccati, stai attaccato, sotto e sopra! Stai attaccato, avvicinati con i diretti! Dai, Thomas, diretti Thomas, attacca! Dai Thomas, diretti e porta montati i ganci dopo! Dai! Thomas, vai! Non fermarti! Gira a sinistra Thomas! Gira a sinistra Thomas! Gira a sinistra e porta il destro! Dai, io ti mando, io ti scrivo, poi se riesci Ciao. Vai Thomas! Thomas! Porta il destro e tanto a sinistra, vai! Io ci ho fatto la foto. Buon anche la Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Sono diatribe tra una settimana. Sembrano quasi. Tu lo sai chi è? No, non lo sai notare. Non lo sai notare. Sono ancora oggi, si sposano tra fratelli e sorelle. Perché i capitali perché fanno così? I capitali restano sai quando sta parlando del primo detto del mondo nel 1516 io mi sono stato interessato I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking playlist spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up out of vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I was the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them down me, never down me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout. See, we're the crowd. Every time I speak loudly, they know about me. Never know I got a bounty. Always lousy, ass haters that surround me. So they
Fuori i secondi. Non possiamo scrivere le promesse pratiche che non possiamo, quindi metti in galera, capiamo? E allora noi sì che facciamo della però tutto qua. Ha inizio la terza ed ultima ripresa. Porta il destro andando a sinistra, vai, bravo, dai! Dai, 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 ancora! Bravo Thomas, vai! Vai tu Thomas! Non ti fermare, vai via dalle corde! Vai via dalle corde Thomas! La voce per i nostri. Vai Thomas, dai! Thomas, vai sotto tu! E finisce anche questo bellissimo match tra Ruga Thomas e Fada Heimo Baram. Attendiamo il verdetto dei giudici. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, filled with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up out of this on the make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting down, so always wondering why I'm on the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them tell me. Attendiamo il verdetto dei giudici di questo bel match. Signore e signori, il verdetto ai punti vince angolo Perché non si sta caricando? rosso Ruga Thomas. Bravi, facciamo anche un applauso anche a Fada Heimo Baram. Bravi ragazzi. Sta caricando. Abdel, perché non carica? È acceso? Sta mica andando fuori. Che sta acceso? Non è attaccato bene il cavo? È acceso, acceso. Ma il cavo è attaccato bene? Prova a staccarlo dall'altra parte. Perché mi dà la batteria scarica? Adesso non so, non si vede. Non si vede se sta caricando. Porca troia. Qua è acceso, È acceso? Proviamo a vedere se... Guarda il telefono. Guarda il telefono. Ma quando c'è la diretta non riesco, devo chiudere tutto per vedere se sta caricando. Ma sto qua a vedere se mi dice... Ma tipo sta che riattacca, no? No, però aspetta. Ma è attaccato? Perché dici, tieni qua. Vedi che non sta caricando? Giralo, tipo staccalo. Gira da parte. Proviamo a vedere se viene fuori. È acceso? Dove viene fuori si sta accendendo. Si sta caricando, dove viene fuori. Ma prima caricava prima. No, io l'ho attaccato ma mi è tornata di nuovo la batteria scarica. Aspettiamo, vedo se mi torna fuori ancora l'avviso. Ma dopo te ce l'abbiamo più qui. Dopo non si sa, adesso vediamo, speriamo.
Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m., I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that Allora signori, siamo arrivati al settimo match della serata, agli ordini della signora Forastieri da Pisa per la categoria junior, chilogrammi 60. All'angolo rosso per la APF Sabatini Alessandro. Contro per la Padova Ring Musella Giovanni. È un match per la categoria junior, quindi saranno 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Dai, giù! Carissimo, come stai? Oh, che piacere vedere mio fratello. È la prima ripresa. Come stai? Non aspettarlo! Dai, hanno fatto il mondiale a Lucca, lui è l'organizzatore. Guarda. No, il Parti tu! Parti! Ma no, mi hanno chiesto di fare, di visionare, fare un po' il talent scout così. Tu! Un progettino che mi sembra interessante, valido dal punto di vista, sai, Vai, vai! le cose sono Rosso! Sinistro! 4! Spinge! Bravo! Ma la smetti? Oh! No, dietro! Ma l'altro l'ha tirato sotto! Tu! Eccolo, via! Bravo! Così! E fino a quando? Io ho visto questo etnico qui, è bravo forte. Sì, bravo! Oh! Eccolo, sì! Bravo! Tu! 10! Oh! Ma... Spingilo! Spingilo via! Spingilo! Bravo! Spingilo via quando ti viene addosso! Fuori i secondi. Vai Gio! Se ti
Spingilo. A inizio la Vai seconda subito tu. ripresa. Comanda tu, Joe. Vai, vai, vai. Vai che è scoperto. Eccolo. Bravo. Via. Bravo. Sì, Joe, così. Entra tu, non aspettarlo. Bravo. Vai, Joe. Eccolo, sì. Spingilo. Lascialo. Ma che... Merda.